Il gonfalone di San Marco torna a sventolare nel cuore dell'Asia centrale, in Turkmenistan, grazie al Consiglio regionale del Veneto e all'iniziativa culturale del Centro Studi e Ricerche Giancarlo Ligabue di Venezia. A settembre gli archeologi del centro Ligabue avvieranno infatti una nuova campagna di scavi a Merv, nel deserto di Karakum. Obiettivo: recuperare l'antico monastero nestoriano di Karabakoshuf, oasi di sosta per gli antichi mercanti veneziani che percorrevano la via della seta e luogo d'incontro tra lontane civiltà dell'Oriente e dell'Occidente. L'annuncio dell'impresa è stato dato a Palazzo Ferrofini dal presidente del Consiglio regionale del Veneto Marino Finozzi e dal vicepresidente del centro Ligabue Gabriele Rossiosmida, archeologo e capo della missione di scavi, alla presenza del sindaco di Venezia Massimo Cacciari e di Nereo Laroni, consigliere regionale e console onorario del Kazakistan. Una realtà che forse non gode di forti rapporti istituzionali con lo Stato italiano. Vorremmo essere noi ponte di collegamento per questa parte dell'Asia e la realtà italiana, in particolare quella veneta. Un'iniziativa culturale che mira a riscoprire punti di collegamento, punti di ristoro sulla via della seta, ma che potrà aprire dei collegamenti anche di carattere economico e istituzionale.